velocità, meno frenesia e soprattutto più giocate di palla a terra. È un po' di tutto, diciamo, quello che è accaduto oggi. Quello che sono molto rammaricato è che dobbiamo rivedere, soprattutto con i miei calciatori, è quello di aver lavorato e lavoro quasi sempre con tutte le giocate di palla a terra, e oggi invece abbiamo cercato la profondità o il gioco sempre alzando la mano, dove c'erano giocatori alti anche 1,90 m, 1,95 m, e dove sui colpi di testa prevalevano su quelli che erano i miei calciatori, ma non è il mio gioco, ed è quello che un po' mi rammarica aver visto una prestazione del genere, dove noi durante la settimana non ci alleniamo in questa maniera qui, per cui significa che alla frenesia oggi non c'eravamo forse neanche con la testa. Poi l'unico incontro che abbiamo subito siamo stati anche sfortunati, perché ha un po' fatto un po' il tiro della domenica, è andato a finire sul palo all'incrocio, e poi non siamo stati più capaci, anche avendo delle occasioni, di pareggiare, e questo mi dispiace, perché lasciamo sempre, ancora una volta, soprattutto in casa, dei punti importanti per a 6 partite adesso dal termine. Anche non perdere oggi poteva essere un risultato importante, perché incontravamo una delle squadre che dà in ogni situazione molto fastidio a chi la incontra. Devo fare i complimenti a Castellammare, che ancora una volta con il minimo dispendio è stata brava a portare via tutte e 3 punti, che non è una polemica ma è una certezza. Non parlo più degli arbitri, perché non mi compete parlare della terna, mi compete più lavorare su quello che sono le nostre carenze, dove che dobbiamo migliorare, perché se no diventa revisionismo, diventa un po' cercare degli alibi, e io non sono questo tipo di persona. Sono sempre stato abituato ad essere anche più bravi e più forti di tutte quelle che possono essere anche gli errori che ci possono stare anche da parte della penalità, però commentarli non voglio nemmeno. Per noi sono tutti match importanti, perché da quando che mi sono insediato, che eravamo terzultimi, da quel momento lì erano tutti match importanti. E ancora una volta mi dispiace, perché ormai la Lois è diventato forse per noi un campo tabù, quando dovremmo fare risultati, o almeno uscire indenni, perché dico sempre che a 6-7 giornate dal termine l'importante è tenere il rendimento costante, e soprattutto tenere quello che è la classifica sempre che ci tiene lontano da quella che possa essere la zona pro a rischio, che parliamo della zona salvezza o della zona penale. E questo è un po' quello che, siccome ogni tanto pensiamo di guardare un po' oltre in avanti, nel momento in cui guardiamo un po' in avanti forse magari abbiamo dei giramenti di testa e non siamo bravi a tirarci fuori questo atteggiamento. Vuol dire che dobbiamo soffrire fino alla fine. Siamo andati verso il futuro.